Amici, ben trovati, siamo in via Roma a Sassari e siamo io e Lello, che è qui alla telecamera, che ci sto muovendo tutta la telecamera, per andare intanto a visitare un nostro amico con cui parleremo della città di Sassari e insomma di questo Natale ormai prossimo, e poi andiamo soprattutto a scoccare un cocktail da un amico. Lui non sa che stiamo andando da lui, ma andiamo da Michele. Seguimi Lello. Buonasera, buonasera alla televisione, buonasera. Come Signor stai? Michele, come va? Piacere vedervi. Posso entrare qui tranquillamente? Sì, Non è che sei di casa tu, sono sei di casa. Allora, caro Michele, intanto ciao, ben trovato nella nostra Grazie a trasmissione. voi di essere venuti da noi. Come si vive via Roma in questo periodo natalizio? Via Roma, quest'anno, l'anno scorso, in questa splendida città sarda, noi ce la mettiamo tutta. Siamo qua operatori professionisti, siamo lieti di operare in questa città, ma vorremmo forse essere abbracciati da qualcuno, dentro non sappiamo chi, per dare ai nostri cittadini grandi emozioni in questi periodi difficili. E qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che io le luminari le ho messe, io le mie cose. Ah, queste sono tue personali? Sono le mie personali, le mie luci sono le mie. Perché non ci sono le luminarie? Da chi dipende? Non ho capito, io non l'ho capito. Non l'hai capito? Non ho capito ancora. Forse abbiamo un ente che forse sovrasta e forse molte volte non ci ascolta o non si unisce a noi in tante piccole rassegne, che sono quelle basi, l'umanità, uniamoci assieme per dare vitalità a questa città. Parliamo di drink, perché allora andiamo a proporre un piccolo cocktail di Natale, chiamiamolo così. Sì. Cosa ci proponi? Allora, stamattina mi ricordo che ho comprato le mele in questo periodo sono Ce belle. la fai Lello? Allora recupera le mele, vediamo un po'. Allora, quanto è bravo il nostro operatore, quindi mela. Basta uno spicchio di mela, lo raffreddiamo ben bene con del ghiaccio, ecco qua. Prendiamo dello zucchero bianco super fino, e questa è canna da zucchero, è uno zucchero che si scioglie in acqua, è una mentuccia fresca, la rivediamo qua. Perché c'è la lumachina. C'è la lumachina, non la pestiamo, riempiamo con del ghiaccio. Tu mi dirai stai facendo un mojito? Assolutamente no, il lime non l'abbiamo messo. Però stiamo mettendo liquore di mela verde. Liquore di mela verde. Questo lo ricordiamo, liquore di mela verde, questo è il cocktail che stiamo organizzando per questo Natale 2010. Questa volta abbiamo solamente mentuccia, liquore di mela e dello spumante brut. Non un metodo classico, quindi uno charmat, un torbato brutto, un prosecco di Conegliano, un prosecco di Valdobbiadene, okay. Un prosecco di Val di Piatta. Ecco qua. Lo inondiamo ben bene, vedi l'effervescenza che continua a brillare sopra il bicchiere. Ecco che arriva Michele con il cocktail, lo ricordiamo, il Mojito Miguel. Mojito Miguel è uno dei nostri drink riusciti. È uno splendido drink, direi estivo, ma va bene tutto l'anno. Abbiamo amalgamato zucchero, mentuccia con un liquore di mela verde. Quindi riflessi freschi vanno bene tutto l'anno, non è dolcissimo, ma i profumi sono molto erbacei, direi. E abbiamo allungato con del prosecco, del prosecco conegliano, ma va bene, onoriamo anche qualche volta l'azienda sarda di essere mosca col torbato brutto. Michele, ci fidiamo, sei talmente professionale che ci fidiamo. Grazie tante, grazie di essere qua. E noi naturalmente ringraziamo Michele, ma adesso avete capito siamo con Andrea Frighi, si parla della città di Sassari. Michele ha detto, ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, che mancano le luminarie a Sassari, che qualche problema c'è. Sì, ma c'è indubbiamente un problema, perché se non ci sono il problema c'è. Se non ci sono il problema c'è, bellissimo. Se non ci sono il problema c'è. Il problema, se tu senti i commercianti, che poi sono gli artefici primi, gli attori primi di questa, aiutati quando è dall'amministrazione comunale che interviene nel pagare la bolletta della luce, questo è l'intervento che è anche un intervento sostanzioso, perché non è che costi 2 lire, però è chiaro che i commercianti poi devono attivarsi e ognuno per la parte che le compete e pagare la sua quota. Ora mi dicono siamo in via Roma e qui mi pare che non ci sia, da quello che mi è dato sapere, non c'è un accordo.
in questa via, mentre c'è un accordo nelle vie che confinano, come via Manno, eccetera. Quindi c'è una questione anche di attenzione globale per una questione che poi è di tutti, insomma. Andrea Fraghi, ma parliamo di un tuo ricordo, un ricordo che hai della città di Sassari, di un Natale particolare. Guarda, preso così al volo devo fare proprio frugare velocemente dentro la memoria. Uno particolare oltre 2 decenni fa, negli anni '80, seconda metà degli anni '80, qualche settimana prima del Natale, l'amministrazione comunale ha consegnato delle case comunali a chi ne aveva diritto, era in graduatorie e cose così, una trentina di alloggi. E questo, come ti dicevo, era stato fatto qualche settimana prima del Natale, che ha suscitato un entusiasmo quasi doppio. La casa era sempre quella, sia se fosse stata a Natale o a primavera, il valore, l'importanza dell'avere una casa era indubbiamente notevole, però a Natale ha suscitato un'emozione. 30 famiglie, una trentina, così le ricordo, una trentina di famiglie che erano titolari di un appartamento, certi di poterlo usufruire per tutta la vita, pagando naturalmente l'affitto. Però quando un certo evento, sia positivo che negativo, si sviluppa, avviene e poi si concretizza nel periodo di Natale, non v'è dubbio che si raddoppia tutto. Quindi quella felicità era certamente raddoppiata, triplicata, quadruplicata, elevata all'ennesima potenza. Ed era un fatto positivo, perché dice: a Natale, fra 15 giorni, sono, ma guarda, a Natale ho la casa, a Natale ho un fatto nuovo, a Natale cambio la mia vita, perché essere titolare di una casa, sai, stando in situazioni particolari, a carico di genitori, bambini, tutte queste belle cose, insomma, è una cosa oltre che antipatica, fuori dal vivere civile, dal quieto vivere anche. Naturalmente necessità di avere una sua propria collocazione indipendente. Quella è stata il Natale che io ricordo con una certa emozione, perché ha emozionato un po' tutti, perché c'era questo collegamento, e questi sono i dati positivi. Poi ci sono i dati negativi. Chi a Natale si trova in una condizione particolare, cioè si trova a letto per una malattia, in lutto per un fatto luttuoso, oppure privato della libertà, perché insomma tutte queste cose, a Natale queste cose pesano di più, il dolore è maggiore, cioè la festa è quella che sottolinea un momento, e lo sottolinea nelle positività, come ti ho accennato poc'anzi, ed in queste negatività che evidentemente avverti molto di più, perché le vivi molto di più, perché il Natale fa vivere tutto molto di più. E noi con questo ricordo ci dobbiamo anche lasciare. Cercate di vivere queste festività nel modo migliore. Grazie Andrea Fraghi per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te, grazie a Teleregione che mi ha ospitato, e naturalmente grazie e auguri a tutti, soprattutto, che è la cosa più importante, insomma.